Bentrovati amici della Wii Sport, 17ª giornata del campionato di eccellenza per il girone B dal Pino Bongiorno di Caltagirone. Il Caltagirone di mister Boncompagni affronta la capolista il Città di Messina di mister Furnari, che viene dalla vittoria per 1-0 contro il Real Aci della settimana scorsa, firmata dal calcio di rigore di Francesco Gardia, stesso risultato con cui i biancorossi, padroni di casa quest'oggi, sono caduti sul campo del Paternò. Andiamo a scoprire i 22 che scenderanno in campo, partendo dai padroni di casa del Caltagirone con il numero 1 Polessi, 2 Giarratana, 3 Buttiglieri, 4 Lamanana, 5 Italiano, 6 Genovese, 7 Conti, 8 Susso, 9 Scerra, 10 Ruscica, 11 Navanzino. Dall'altra parte il Città di Messina, come al solito con il 3-5-2 in campo, si schiera con Paternini tra i pali. La linea difensiva è affidata al Salvatore Leo, Filista De Bombara. Sugli esterni a centrocampo Davide Leo e Fragapane. Linea mediana affidata a Cardia, Costa e Silvestri. In avanti, a un po' sorpresa, Codagnone al posto di Rosario Rasà. Attacca da destra verso sinistra il Città di Messina. In questa prima frazione c'è qui uno scambio tentato nella tre quarti. L'errore però lancia in avanti Susso, che ci prova con il mancino. Il pallone viene deviato da Filistad. Nuovamente il pallone per il numero 8 del Caltagirone, che conclude nuovamente sul corpo del difensore ex Taormina, che mette in calcio d'angolo. Città di Messina che allora ci prova ad affondare dall'altra parte con lo giudice, che riesce a tenere il possesso del pallone da a Silvestri, che scarica all'indietro di prima intenzione. Filistad sventaglia sulla sinistra, Fragapane si mangia letteralmente Giarratana, guadagna il fondo, mette il pallone in mezzo. Codagnone tutto solo, non deve far altro che appoggiare per il gol dell'1-0. segna Ale The Giant, Alessandro Codagnone, la prima marcatura stagionale. Dopo 9 minuti il Città di Messina si porta in vantaggio al Pino Bongiorno di Caltagirone. Scelta azzeccata quella di mister Furnari di gettare nella mischia dal primo minuto Alessandro Codagnone. Prova ancora una volta in avanti il Città di Messina. C'è però uno scontro proprio tra Codagnone e il numero 5 Italiano, che sarà costretto a lasciare il campo per favorire l'ingresso di Wally nelle file del Caltagirone. Allora il Città di Messina ci riprova con un calcio di punizione. Filistad però dai 30 metri manda ampiamente al lato. Caltagirone che poi prova a imbastire una nuova offensiva. C'è un errore grossolano da parte di Giarratana, che libera la conclusione. Nuovamente Codagnone, il pallone va di poco alto sulla traversa, sfiora la doppietta personale. Codagnone, Polessi sembrava comunque in traiettoria sulla conclusione dell'attaccante delle Città di Messina. Calcio di punizione poi in chiusura di primo tempo per il Caltagirone. Susso ci prova dopo la torre aerea del compagno Scerra. C'è però una bella deviazione da parte di Paternini, che non è stato perfetto nell'uscita, è riuscito però appunto a correggere il pallone in calcio d'angolo. Fine del primo tempo, duplice fischio. Fino a questo momento la sta decidendo Alessandro Codagnone, con il gol siglato dopo 9 minuti per il Città di Messina, che rischia adesso di scappare a +4, visto che alla Marullo di Visconte, Camaro e Biancavilla sono in questo momento sul risultato di 2-0. Città di Messina che ci ha provato in apertura con il calcio di punizione da parte di Cardia. Un pallone però sanguinoso viene perso dall'altra parte da Silvestri, libera al tiro il numero 11 Navanzino, che mette il pallone al lato. Paterniti anche in questa occasione sembrava esserci. Ancora Fragapane protagonista, poco dopo entra ancora una volta in area di rigore, tocca per lo giudice, il controllo non è perfetto e allora riesce il difensore del Caltagirone a mettere in calcio d'angolo. Le sortite offensive da parte dei ragazzi di mister Boncompagni non sono sicuramente concrete. C'è questa conclusione da parte di Susso, che trova il pallone con il mancino dopo una respinta corta della difesa delle Città di Messina. Primo cambio per mister Furnari con la staffetta sulla fascia destra. Di Stefano infatti entra per Davide Leo. Poco dopo lo giudice fa posto a Princi sul terreno di gioco. Arriva però anche la doccia fredda per il Caltagirone, che rimane in 10 uomini per l'espulsione di Navanzino. Un intervento secondo l'assistente di De Caro. A palla allontana su Fragapane, entra anche Rosario Rasà per Codagnone. Arriva però il triplice fischio. Il Città di Messina allunga in classifica su Biancavilla e Sant'Agata. Infatti con la sconfitta dei ragazzi di mister Cacciola e la vittoria dei ragazzi di mister Bellinvia, sono 4 adesso le distanze tra il Città di Messina e le dirette inseguitrici. Nella prossima gara al Garden i ragazzi di mister Furnari troveranno la visita del Catania San Pio. Amici della Wii Sport, il più cordiale saluto Antonio Caroè e alla prossima!